Grazie maestro Silvano Plafford. Adesso finito. No, adesso effettivamente è finita la sua canzone, ma effettivamente inizia Fantastici. L'incontro con i nostri fan, l'incontro con il nostro Maci che ci sta raccontando un po' della sua vita accompagnato dalla fantastica musica del maestro Silvano Plafford. Grande. Maci, prima domanda, Sì. secondo te hai il sesto senso? Ciao, così su doppiano so dirti bisogna cavare da casa perché secondo me io in prestare io il DVD in alta però se mi go prestare un mio amico non mi dà mai indrio però se tu mi manda un messaggio anche ti ho catti anche su YouTube mi dici ti ho catti tutto quanto intero ormai perché se vecchio presto il circo. Sì, no, guarda, non è così importante. Vabbè, qual è la prima cosa che una ragazza nota di te? Beh, ieri per esempio ero per strada in macchina e ho visto una tosa che camminava una bella tosa con una barretta rossa, no? E io ti da giù il finestrino e ho detto, oh, il cappuccetto rosso, hai voluto venire a casa mia e te mi mostri la torta? È proprio bellissimo. Secondo te qual è la prima cosa che ha notato? Siccome mi hanno notato la targa della macchina, qui hanno notato sicuro oppure mi arriva i carabinieri. È facile. Ai caramba! Ai caramba! A-E-I-O-U-Y. Diamo alla Z e finiamola qua, va bene. Maci, Sì. la cosa più interessante di te, secondo te, qual è la cosa più interessante che racconteresti a una persona per fare il colpo? Beh, ciao, Giuseppe Tiramia. Però mica un cugino cinese. Questa è la cosa più interessante di te che andresti a raccontare a una persona che non ti conosce. Sì, Cioè, sì. io ho un cugino cinese. Sì, che poi non so neanche se sei mio cugino, essere parente di mia mamma, guarda, non ho neanche mai visto, però. Ieri Quindi hai un cugino cinese, parente, vabbè, insomma, adottato, che Sì. però non hai mai visto. Però ieri che ne ho parlato tosi all'eliporto, ieri tutti gasai da sta roba. L'eliporto, come mai eri all'eliporto? Va al corso di patente degli elicotteri. Questo è interessante, questa è una cosa che fa colpo per le persone, no? Cioè, Sì, tu sì. hai la patente, stai facendo la patente degli elicotteri. No, sono istruttore, gli insegno a altri a guidare l'elicottero. Ah, ti sei istruttore te. Sì, da 15 anni, ho iniziato da piccolo. Perché praticamente ho conosciuto una signora anziana, ricca, molto ricca, una delle persone più potenti d'Italia, siamo intimi, e aveva la sua flotta di elicotteri, ma ormai fino a non mi interessa. Ora mi ha dato a me da gestire e fin da piccolo mi sono fatto la patente e adesso gli insegno a altri a guidare l'elicottero. Porto in giro anche VIP, imprenditori politici che ha bisogno, ma ho detto guarda, usati pure se vuoi fare un giro, se vuoi portare gente, ora così arrotondo anche c'è molto sky. Sì, scusami, forse io racconterei più questa cosa qua, cioè, ma incontri anche persone famose proprio di un certo livello? Oppure L'altra sera Cristiano Ronaldo ieri a Venezia. Cristiano Ronaldo Sì, è venuto sì. in elicottero con te? Cioè, ieri doveva ritirare un premio, mi doveva dare un passaggio, se no non arrivava mica all'allenamento la mattina. Io già che ieri che mi ho fatto coesione con la squadra, siamo stati insieme tutto il dì. Hai fatto colazione con la squadra? Con la Juve, sì, ma siamo così ormai, ni. Ma scusa, beh, cioè, voglio dire, maestro Silvano Plafford, ma... Complimenti. Io non ho mai conosciuto nessuno che ha un cugino cinese. Complimenti. Vito che roba! No, non è mia patiramia, ma mica un cugino cinese. Può essere che quello strano insomma. Va bene, io direi che per oggi è tutto. Maestro, vuole chiudere con un brano? Certamente. Niao niao e saluto ciao cinese. Niao niao e saluto ciao cinese. Cos'è questa roba qua? Questa era una canzoncina. Per piacere. Arrivederci. Faccio come i gatti, Vito.